Bentornati a un nuovissimo video con gli ultimissimi aggiornamenti emessi dal modello europeo. Dopo una fase instabile che ha caratterizzato la giornata di martedì 14 marzo, portando dei rovesci e delle piogge sparse sul Veneto, ma anche su gran parte del nord, seppur rapidi e veloci, con un calo delle temperature garantendo valori temporaneamente sotto la media fino alla giornata di venerdì mattina, venerdì 17, torna l'alta pressione, si espande l'anticiclone di origine africana, soprattutto al centro-sud, tornano a salire le temperature nel weekend compreso tra il 18 e il 20 di marzo, con temperature che si rialzeranno sopra la media stagionale. Ma andiamo oltre, perché le proiezioni che sono state emesse dal principale modello europeo mostra già dei evidenti segnali di cambiamento fin verso Pasqua. Notiamo infatti dalla grafica la persistenza di un campo anticiclonico che continuerà a garantire stabilità atmosferica, quindi una fascia anticiclonica ben duratura, garantendo quindi alle perturbazioni di stare solamente sull'Europa occidentale, temperature che saranno leggermente sopra la media del periodo su gran parte d'Italia ed Europa, con precipitazioni che saranno sotto la media se non in media, quindi avremo veramente ancora un clima secco con poche precipitazioni fino a fine mese, mentre per la fascia compresa tra il 3 e il 9 aprile, periodo di Pasqua a Pasquetta, si intravedono delle novità con la formazione di un anticiclone verso le regioni polari e la Scandinavia, che potrà favorire possibili discese di aria fredda verso l'Europa centrale e l'Italia, un periodo dunque che potrebbe risultare piuttosto dinamico e a tratti instabile. Tuttavia per ora non emergono significative anomalie pluviometriche sull'Italia, mentre le temperature risulterebbero nel complesso oltre la media del periodo. Staremo a vedere ovviamente gli sviluppi di questa evoluzione meteo assai incerta, che vede ancora molte incertezze, essendo che gli ultimi aggiornamenti sono ancora soggetti a variazioni. Per maggiori dettagli consultate come sempre i prossimi aggiornamenti meteo.